Bentornati in studio, come già annunciato mi ha raggiunto qui al TG di Sardegna 1 l'ex presidente della regione Mauro Pili, deputato prima del PDL, poi non ha accettato di entrare in Forza Italia, ci spiegherà anche questo, ma nei giorni scorsi ha sciolto la riserva e sarà uno dei candidati alle prossime elezioni regionali previste il 2 marzo. Buongiorno Presidente. Allora, buongiorno a voi. Come mai questa decisione di partecipare alle prossime elezioni regionali con una coalizione cosiddetta identitaria? Si chiamerà il Popolo Sardo. Io ho accolto la richiesta unanime che mi è venuta da una serie di forze politiche, movimenti identitari, autonomisti, anche rivoluzionari e moderati, per accettare una sfida unica nel suo genere nella storia autonomistica della Sardegna, cioè quella di rompere con le coalizioni nazionali e tentare una strada diretta per costruire un percorso alternativo per il futuro della Sardegna. Io in questi anni ho sperimentato a livello nazionale che i partiti di destra e di sinistra non hanno grandi differenze nel rapporto con la Sardegna, sia il governo Prodi che quello Berlusconi, Monti e Letta, di fronte alle questioni centrali dello sviluppo della Sardegna hanno fatto prevalere gli interessi forti, quelli che hanno contrastato gli elementi primari dello sviluppo della Sardegna, cito per tutti i trasporti. Destra e sinistra favoriscono l'Italia e Tirrenia, cito la partita energetica, ambientale, i partiti di destra e di sinistra hanno favorito l'ENI e l'Enel. Io ho cercato in questi anni in Parlamento di contrastarli duramente, con 1200 volte votando contro le indicazioni del mio partito. Dopo la battaglia per la Tirrenia, l'ultima, ho preso atto che non c'era più possibilità di incidere dentro i partiti nazionali e ho valutato insieme a queste forze politiche l'esigenza di mettere in campo in Sardegna una azione forte di lotta e di proposta per una rivoluzione culturale anche dei sardi, che si sono sempre fatti dividere dalla destra e dalla sinistra, che invece oggi dovrebbero unirsi sotto l'unico vero importante obiettivo, che è quello di difendere la Sardegna e di rilanciare il suo sviluppo. Presidente, il 16 novembre scorso Berlusconi ha proposto e rifondato, rilanciato Forza Italia. Lei ha detto no. Perché? Ho detto no perché non vi sono le condizioni per rifondare lo sviluppo della Sardegna rispetto a personaggi che hanno caratterizzato la storia di questi ultimi anni, sia del PDL, di Forza Italia, dopo, che hanno fatto battaglie chiaramente contro la Sardegna, così come ha fatto il centro-sinistra. La vicenda dell'Alitalia, che voleva fondare le compagnie low cost in Sardegna, o la Tirrenia che vuole continuare a fare il monopolio, giocare sulla testa dei sardi, ha trovato in alcuni esponenti delle forze di centrodestra e centrosinistra degli alleati importanti. Io non posso stare a fianco, e l'ho dimostrato votando palesemente, in maniera aperta, contro questi provvedimenti, con chi vuole affondare la Sardegna. Quindi ho deciso, dopo aver combattuto all'interno dei partiti nazionali, che era giunta l'ora di tentare una strada di libertà statuale, economica e sociale della Sardegna, perché io credo che la Sardegna abbia le caratteristiche, le risorse umane e naturali per tentare la scommessa della sua indipendenza economica. Noi possiamo, se siamo messi alla pari degli altri, competere. Tutto questo ci viene vietato. Lo Stato ha discriminato la Sardegna su tutti i fronti, dai trasferimenti per arrivare alle questioni centrali dell'energia e dei trasporti, per arrivare a quelle fiscali. Io ho proposto una proposta di legge che si chiama PARIS, che significa Piano Attuativo Riequilibrio Insulare della Sardegna, che mirava a recuperare il divario insulare. Non dateci più di quello che ci spetta, ma quello che ci spetta ce lo dovete dare. E l'ultima battaglia, quello sull'alluvione, il 27 chi è stato colpito da questa tremenda sciagura, tragedia, dovrà pagare le tasse. Adesso non so se il Consiglio dei Ministri il 27 riuscirà a presentare questo decreto, ma questa è un'altra vergogna purtroppo dello Stato italiano, dobbiamo dirlo con molta tranquillità. Presidente, lei si è battuto per molte battaglie, non ultima quella della Tirrenia, degli alluvionati, delle servitù militari, la continuità territoriale. A che punto siamo? Cosa possiamo fare? Cosa può fare lei da Presidente qualora fosse eletto le prossime elezioni? Io penso che il primo punto programmatico debba essere la schiena dritta. Se i sardi e la classe politica sarda avesse la schiena dritta, si potrebbe sul piano economico, sul piano sociale, sul piano culturale rilanciare l'economia della Sardegna. Cito soltanto due elementi, le bonifiche ambientali.
Perché in Sardegna non si fanno le bonifiche ambientali? Perché l'ENI non viene costretta a realizzare, la Saras, tutti quei soggetti che hanno concorso nell'inquinamento dalle miniere per arrivare alla petrolchimica a realizzare queste bonifiche, a restituire questo terreno intatto facendo pagare chi ha inquinato? Perché non c'è la schiena dritta? Perché la classe dirigente è serva, schiava di quelle forze nazionali che comunque difendono questi soggetti. L'Alitalia è una di quei soggetti, per esempio, che ha cercato di boicottare le low cost in Sardegna. Noi, quando abbiamo inventato il contributo co-marketing per portare in Sardegna 3 milioni di mezzo di passeggeri, così come avvengono oggi, l'Alitalia ha fatto carte false per bloccare questo a tutti i livelli. Cito la Tirrenia, con costi per i sardi che sono il 30% in più rispetto ai continentali. Ecco, io penso che la schiena dritta significhi innanzitutto contrapporsi a questi poteri, contrapporsi sul piano giudiziario, sul piano della contestazione formale e dall'altra rilanciare un progetto di sviluppo alternativo. Io penso per esempio che si possa mettere in moto la Sardegna in 6 mesi. Perché basterebbero 2 semplici provvedimenti, li voglio citare rapidamente. Il primo è quello di fare della Sardegna la più grande piattaforma delle low cost nel Mediterraneo. Se noi stanziassimo 100 milioni di euro per il contributo co-marketing, quei 100 milioni sarebbero moltiplicati per 4 nel rientro, perché noi diamo 10 euro alle compagnie low cost per far arrivare un passeggero qui, quel passeggero spende 400-500 euro, la ricaduta fiscale per la Sardegna sarebbe di 40-50. Con la differenza però che quello che investe qui, quel turista, sarebbe una ricaduta sul piano occupazionale, sul piano economico dello sviluppo. Quello sarebbe un elemento da fare immediatamente, senza perdere tempo, per far ripartire l'economia. Il sistema turistico è un sistema economico integrato che va dal commercio, dall'artigianato, dalla piccola e media impresa, dall'agricoltura ai servizi. Credo che questo sia una chiave di volta. Così come sul piano paesaggistico regionale, noi siamo 10 anni fermi. Dopo il disastro di Soro, il disastro di Cappellacci, non esiste oggi un piano paesaggistico di sviluppo della Sardegna. Perché? Perché tutte e due si sono confrontati sulla quantità delle volumetrie. Io penso che in Sardegna occorra la qualità, non la quantità. E la qualità va misurata intanto col recupero di tutte le volumetrie esistenti. Il primo provvedimento che io adotterei è quello di consentire il recupero, la rifunzionalizzazione, la rivalorizzazione di tutti i volumi esistenti in Sardegna, dalle coste all'entroterra, facendo per esempio nei paesi della Sardegna la possibilità di recuperare tutte le case abbandonate e farne per esempio alberghi diffusi, perché sono quelli funzionali per esempio allo sviluppo turistico delle compagnie low cost. Tutto questo si può fare in tempi rapidi, perché non bisogna mettere davanti gli interessi dei singoli partiti, ma quello supremo della Sardegna e dei sardi. Presidente, lei ha annunciato, questi sono alcuni dei punti sicuramente del suo programma, abbiamo la possibilità di avere un altro minuto, altri 2 punti del suo programma così importanti da lanciare proprio ai sardi. L'altro punto fondamentale è la cancellazione della burocrazia. Io sono per la burocrazia zero, nel senso che tutte le procedure amministrative possono essere attuate direttamente dai cittadini attraverso i professionisti a cui loro si rivolgono, nel senso che se un ingegnere, un geometra, un commercialista mette un timbro dopo aver passato un esame di Stato, quel timbro ha una valenza penale, civile e una responsabilità amministrativa. La pubblica amministrazione si deve far carico di gestire l'eventuale controllo di quella correttezza della procedura, ma i cittadini devono poter avere in tempo reale quello che il loro progettista, il loro professionista, il loro commercialista gli ha messo nero su bianco. Significa una responsabilizzazione delle libere professioni e dall'altra una cancellazione delle procedure amministrative. Questo è stato già fatto, io l'ho sperimentato nel 94 nella mia città di Iglesias, dopo battaglie giuridiche la partita è stata realizzata per sintetizzare al massimo. L'altro aspetto fondamentale, cito per esempio il caso della sanità, io sono dell'avviso che la sanità debba viaggiare H24. Non è pensabile che uno ha un sospetto di tumore e debba aspettare mesi e mesi per fare una qualsiasi analisi. Penso che questi macchinari, dalle TAC, risonanze magnetiche, tutto quello che serve, che ha costi rilevanti, devono funzionare H24. Se io ho un sospetto tumore, posso andare a fare l'analisi anche alle 24 di notte, perché non devo avere tempi che la burocrazia sanitaria mi impedisce di affrontare in tempo debito. Quindi cancellare le liste d'attesa della sanità e riavvicinare la sanità
sanità ai territori, credo che sia uno dei punti nevralgici su questo. Il punto strategico fondamentale, e concludo, è quello di una grande causa di giustizia alla Corte di Giustizia europea, perché la Sardegna è stata in questi anni discriminata dallo Stato italiano e dall'Europa e bisogna far risarcire il maltolto.